Ma dimmi tu questi negri, che vengono a prendersi per disperazione ciò che noi ci prendemmo con la violenza, la spada e la croce santa, lasciandoci dietro solo disperazione. Ma dimmi tu questi negri che hanno cellulari e guardano le nostre donne mentre noi da sempre ci fottiamo le loro un tanto a botta nelle strade nere delle periferie e prendiamo il silicio dalle cave delle loro terre. E come osano poi questi negri avere desideri uguali ai nostri, manco fossero umani? I social per la mia esperienza sono una specie di Moleskine. Io scrivo veramente in tempo reale, quasi sempre esclusivamente su Facebook, e quindi è difficile prevedere cosa diventerà social e cosa no. Questa poesia, Ma dimmi tu questi negri, ha avuto effettivamente un'esplosione impensabile. Nell'agosto scorso, e ancora di più dopo i fatti di Macerata, ha superato le 400-500.000 condivisioni in pochi giorni. Quindi ha viaggiato sicuramente più di me, tant'è che pochi sapevano chi fosse l'autore della poesia. Sarebbe stata una cosa di cui esaltarsi forse, se non fosse che effettivamente c'è anche un po' del triste in questo episodio, ovvero sono tutto sommato parole banali che ho scritto volutamente per contrastare gli stereotipi razzisti, e quindi hanno la forza uguale e contraria degli stereotipi razzisti, cioè usano parole semplici, e fa un po' spavento pensare che così tante centinaia di migliaia di italiani evidentemente erano rimasti veramente senza più parole contro il razzismo se hanno deciso di fare propria questa poesia in così tanti e usarla per difendersi verso questa crescente ondata di xenofobia. La poesia aveva la possibilità nel breve di andare a colpire cuore, pancia e testa delle persone. C'era in me la voglia di provare a capire perché nella musica essere indie fosse assolutamente strafigo, così pure nel cinema essere un produttore indipendente, fare cinema d'essè fosse una cosa stracool, e perché invece sopravvivesse ancora nell'editoria il pregiudizio che chi si autopubblica è necessariamente uno sfigato. Io, venendo da comunque un passato diverso di editoria classica, ho un po' provato a replicare i meccanismi dell'editoria per fare quello che fanno i gruppi indipendenti, dagli Arctic Monk e altri che sono arrivati al successo, cioè fare un EP, sostanzialmente un singolo, e sperare che qualche major ti noti. E cosa andava sostituito rispetto al mercato editoriale? L'anticipo che ti dà l'editore, e questo è avvenuto tramite il crowdfunding. Su Produzioni dal Basso in un mese ho avuto un anticipo quindi di simpatia, chiamiamolo così, da parte dei lettori, che si sono quindi palesati, sono usciti dai social, sono diventati fiducia concreta, perché hanno messo i soldi prima che il libro potesse anche solo essere un'idea, era una copertina e basta di un cagnolino. E poi quando il libro è uscito a ottobre pensavo che con quei 300 sottoscrittori del crowdfunding avessi finito i parenti, le zie e gli amici, invece nell'arco di un mese, praticamente fra metà ottobre e metà novembre, sono andate via altre 1200 copie oltre quelle iniziali, al che la mia vita era diventata impossibile, perché passavo le giornate alle poste con i bustoni di libri da spedire perché non avevo distribuzione, non avevo editore, e quindi lì quasi pregavo che arrivasse qualcuno a bussare, e quando hanno bussato è venuta giù la porta, perché si chiama Feltrinelli colui che ha bussato. Feltrinelli ha saputo fare una cosa speciale: valorizzare quella spontaneità che si era creata e quella comunità di lettori che si era creata intorno a Bisogni senza tradirlo. Il tema stava un po' nella sfida che loro hanno raccolto di portare la poesia con un linguaggio e una forma che avesse qualche chance anche di essere pop nel senso più nobile, cioè popolare, diffondibile anche attraverso diverse fasce d'età, dai genitori ai figli. E questa copertina infatti lo spiega, perché usa un oggetto quotidiano per raccontare la condivisione, l'unione. Anche il sottotitolo non è banale, il discorso di poesie urgenti, perché sta a significare che effettivamente c'era l'urgenza di fare un lavoro di sutura attraverso le parole che ricucisse la perdita di una grammatica dei sentimenti che ci ha reso analfabeti rispetto a quello che proviamo, a come va esternato, a come va comunicato. E questo purtroppo fa sì che dalle piccole cose quotidiane si arrivi a intercettare spesso anche i grossi drammi sociali, come il femminicidio, come il razzismo,
come il bullismo, che in qualche modo nascono da quella assenza di cognizione dei sentimenti che ci portiamo dentro. Saluto tutti i lettori di fanpage, quindi anche me stesso, ne faccio parte, e vi voglio dedicare una frase che per me è la speranza, avendo abbandonato appunto un posto di lavoro dopo 15 anni in un call center per darmi alla scrittura poetica, quindi una cosa abbastanza folle. Vi saluto con una frase sui sogni e sui sognatori, che è una cosa diversa da quello che pensiamo in Italia. Il sognatore in Italia è un illuso, in America invece è un visionario. Quindi l'illuso passa la vita a tirare porte con su scritto spingere, il sognatore bussa, per cui bussate.